Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con simpatia ed affetto sui miei siti. La 30ª giornata di calcio di Serie A si conclude con una sfida sentitissima. Il Napoli ospita al San Paolo la Roma. Due squadre che lottano per la Champions League, oltre che per poter portare a casa l'onore della vittoria. Entrambe le squadre necessitano dei 3 punti per riaprire la speranza per la corsa alla zona Champions. Roma quinta a quota 48, il Napoli settimo a quota 45, con l'Atalanta che vola. Ogni punto per casa diventa sanguinoso. Contro il Napoli i giallorossi non ottengono un successo sia all'andata che al ritorno di una singola stagione in Serie A dal 1997-1998, quando in panchina, sulla panchina della Roma, c'era Zeman. Gattuso conferma Meret in porta. Ritorno dal primo minuto di Manolas al fianco di Koulibaly. Centrocampo con Demme come regista. Fabian e Zelinski ai suoi fianchi. Le novità in attacco sono Milik e Callejon, preferiti da Gattuso per Mertens e Politano. Arbitro del match Gianluca Rocchi. Il Napoli vince questo big match con la Roma e aggancia proprio i giallorossi al 5° posto in classifica. Gara molto combattuta. Nel primo tempo abbiamo visto un Napoli con più occasioni, con più azioni in velocità, mentre la Roma ha avuto più possesso palla. A Napoli riesce l'operazione a gancio. Gattuso supera la Roma al San Paolo e scavalca il Milan, ora staccato di 2 punti. La vittoria azzurra porta la firma di Callejon e Insigne. Al mister della Roma Fonseca non è bastato il momentaneo pareggio di Mkhitaryan per evitare la 3ª sconfitta consecutiva. Sconfitta che lo fa entrare in crisi profonda e probabilmente mette in discussione anche il suo futuro, nonostante le rassicurazioni di Pallotta. Nemmeno la nuova veste tattica, un inedito 3-5-2, è servito alla Roma a ritrovare punti. Per la Roma l'unica nota lieta della serata è il rientro in campo del biondissimo Zaniolo, quasi 6 mesi dopo l'infortunio ai legamenti. Può sorridere invece Grigno Gattuso, che riscatta l'amara sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta e centra la 6ª vittoria nelle ultime 7 partite. È stata una partita molto divertente quella a San Paolo, molto combattuta nella prima parte, molto più aperta e indisciplinata nella seconda. Gattuso ha scelto il solito copione tattico, il 4-3-3, con Milik al posto di Mertens in attacco e Manolas in coppia con Koulibaly in difesa. Fonseca invece aveva bisogno di un cambio rispetto alle 2 ultime deludentissime prestazioni con Milan e Udinese e ha così optato per un inedito 3-5-2 con la coppia Dzeko e Kluivert in avanti e Zappacosta e Spinazzola larghi sulle fasce, con Pellegrini e Mkhitaryan a formare la cerniera di centrocampo. Lo schieramento giallorosso ha consentito alla squadra di tenere testa per più di 80 minuti al Napoli, di stare bene in campo, di creare tanto con l'unica colpa di aver concretizzato poco,
mentre invece Gattuso ha faticato a trovare spazi. Le urla del mister azzurro si sentivano fortissime con lo stadio senza pubblico, perché i calciatori azzurri difficilmente riuscivano a infiltrarsi nella difesa avversaria. Nel primo tempo Fabian Ruiz, Zielinski e Callejon ci hanno provato senza precisione, così come Milik, che è stato fermato dalla traversa. La Roma invece ha sfiorato 2 volte il vantaggio con Pellegrini e una con Mkhitaryan, prima di perdere Smalling per infortunio, quando al suo posto è entrato Fazio. Nel secondo tempo il confronto fra le due squadre, quella partenopea e quella romana, è stato molto più aperto, con il Napoli che è ripartito con veemenza e dopo un salvataggio di Paul Lopez su Insigne ha finalmente trovato il vantaggio con Callejon, abile con uno dei suoi tagli in area a trasformare in oro un bellissimo assist di Mario Rui. La Roma non si è disunita dopo l'1-0 del Napoli con Callejon ed ha trovato, dopo appena 5 minuti, il meritato pareggio con Mkhitaryan, bravo a trovare l'angolino giusto da fuori area dopo la solita intelligente apertura di Dzeko, poi la girandola di cambi. Mertens, Maksimovic, Lozano, Lobotka ed Elmas da un lato da parte del Napoli e Zaniolo e Cristante dall'altra parte, quella della Roma. Questi cambi hanno consentito al Napoli di insistere fino alla fine. Zielinski e Mario Rui in 2 splendide occasioni non hanno avuto fortuna. È invece da applausi, ma tanti applausi, il destro a giro di Lorenzo Insigne, che ha regalato i 3 punti a Gattuso e al Napoli e ha messo nei guai il mister della Roma, Fonseca. Sinceramente devo dire che in questa partita al sottoscritto è piaciuto molto la prestazione di Mario Rui. Diversamente dalla partita contro l'Atalanta, in cui secondo me fu il peggiore in campo, contro la Roma invece Mario Rui è stato uno dei migliori in campo, naturalmente insieme ad Insigne in attacco e a Koulibaly in difesa. Ma poi questo Maksimovic non mi finisce mai di stupire. Sinceramente quest'anno a me sembra un calciatore nuovo, un calciatore che non ha mai indossato la maglia del Napoli, un calciatore che stiamo oggi riscoprendo, perché le prestazioni di Maksimovic, anche se contro la Roma ha giocato soltanto una parte del tempo, anche oggi è stata eccezionale, una grande prestazione di Maksimovic. È giusto sottolinearlo per tutte quelle volte che nel passato il sottoscritto ha criticato il bravo Maksimovic, come anche Mario Rui e Isai, che quest'anno sembrano tutti e 3, almeno in questa ultima parte di campionato, molto motivati a dare il massimo e a fare ottime prestazioni. Sinceramente mi è piaciuto l'intero atteggiamento della squadra, anche se nel primo tempo il Napoli con 3 occasioni poteva già mettere al sicuro il risultato. Quindi questa squadra, l'unica pecca che possiamo magari trovargli è proprio quella di procurarsi molte azioni da gol, ma purtroppo concretizzarne poche. Il Napoli di Gattuso sicuramente è molto migliorato in difesa. Se riesce a migliorare in attacco, e qui dovrebbe fare la sua parte Milik quando viene scelto come titolare, come oggi con la Roma, e naturalmente ci vogliono anche le reti
del buon Mertes, i vari Politano e Lorenzo Insigne, come ha fatto oggi con un grande gol. Insomma, il Napoli conquista 3 punti d'oro contro la Roma, che lo fanno salire al 5° posto in classifica. Mica male, specialmente dopo le previsioni catastrofiche appena a Napoli approdò dopo Ancelotti mister Gattuso. Invece questo allenatore, piano piano, dopo aver conquistato già un trofeo in pochi mesi, e non lo dimentichiamo, sta ridando dignità a una squadra che sino a qualche mese fa ci aveva veramente sbalordito tutti negativamente, mentre invece adesso con Gattuso riesce a sbalordirci positivamente. Ah, se non ci fossero stati quei 10 minuti da polli contro l'Atlanta, dove ci siamo fatti 2 reti da soli, se almeno avremmo portato un pareggio da quella partita, adesso tutti i criticoni e i sapientoni che hanno criticato mister Gattuso prima di vederlo all'opera, sicuramente in questo momento si starebbero mangiando ancora di più le mani. Ma una cosa è certo, non finisce qui, perché c'è ancora tutto da vedere, iniziando proprio dalla prossima partita, naturalmente aspettando la Champions. Quell'impossibile sogno dei quarti di finale è quella stupenda partita contro il Barcellona. Nel frattempo ci godiamo questa bella vittoria, questa meritata vittoria, mentre ci brillano ancora gli occhi per il bellissimo gol di destro con tiro a giro nel set del capitano Lorenzo Insigne. Il Napoli batte la Roma, è come dire, chi ha avuto, chi ha rata,